prezentacije Republike Srbije. Poštovani gosti, dobrodošli na otvaranje prezentacije Republike Srbije na ovogodišnjem Bijenalu arhitekture. Najprije ćemo se obratiti ambasador Republike Srbije u Italiji, gospođa Ana Kostanović. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, signore e signori, gentili amici, dozvolite mi pre svega da vas pozdravim i da vam zahvalim što ste u ovako velikom broju došli da podržite i posetite otvaranje paviljona Republike Srbije na ovogodišnjem Biennale Architetture u Venezia. Innanzitutto permettetemi di ringraziarvi a tutti voi per la presenza così numerosa degli ospiti che sicuramente ci daranno l'appoggio importante per l'inaugurazione e l'apertura del padiglione della Repubblica di Serbia al Biennale di Arhitektura di Venezia. Pre svega, naravno, želela bih da zahvalim Ministarstvu kulture Republike Srbije i ministru Tasovcu na velikodušnjoj pomoći i na mogućnosti da se ovako i na ovako važan način predstavimo danas u Veneciji. Naturalmente, innanzitutto vorrei ringraziare al Ministero di Cultura, della Cultura di Repubblica di Serbia e al Ministro Tasovac per questa possibilità importante e il patrocinio dato ai nostri giovani architetti per presentarsi oggi in questa mostra, io direi la mostra più importante di architettura sicuramente in Europa ma probabilmente nel mondo. Naravno, naša velika zahvalnost ide i Muzeju primenjene umetnosti, asocijaciji, odnosno Uniji arhitekata Srbije. Naturalmente i nostri ringraziamenti vanno particolarmente al Museo di Arti Applicate e all'Associazione degli Architetti della Serbia, našem komesaru, profesoru Ivanu Raškoviću, zatim savetu koji je pratio, stručnom savetu koji je pratio i sproveo naš projekat na ovogodišnjem Bijenalu i svakako mladim arhitektama, svima petoro na ovom zaista fantastičnom projektu. Allora, i nostri ringraziamenti vanno anche al Museo di Arti Applicate, all'Associazione degli Architetti della Serbia e naturalmente innanzitutto al nostro commissario professor Ivan Rašković, al Consiglio di Esperti della Biennale e naturalmente innanzitutto ai nostri giovani architetti che hanno portato avanti un progetto così importante. Come ci ha ricordato il curatore della Biennale, Rem Koolhaas, questa edizione di Biennale di Venezia non si concentra sugli architetti individuali, ma è piuttosto dedicata alla storia e all'evoluzione delle architetture nazionali negli ultimi 100 anni. Kako nas je podsjetio i kustos Bijenala, ova postavka Bijenala u Veneciji ne usredsređuje se na pojedinačne arhitekte, već je pre svega posvećena istoriji i razvoju nacionalne arhitekture u posljednjih 100 godina. Il Padiglione della Serbia quest'anno porta il nome 1414, un nome associato al tempo trascorso tra 1914 e 2014, è comunicato attraverso l'espressione di un progetto ancora da terminare, il Museo della Rivoluzione a Nuova Belgrado, ma che ha nella presente esposizione saputo tradurre il passato in futuro, il locale in globale, il nazionale in internazionale. Paviljon Srbije ove godine nosi ime 1414, naziv koji se vezuje za vremenski period od 1914. do 2014. godine, a koji se prenosi povrh svega izrazom još nedovršenog projekta Muzejom revolucije na Novom Beogradu, ali koji je u ovoj postavci vešto preveo prošlost u budućnost, lokalno na globalno, nazionalno na međunarodno. Sull'altare della modernità è esposto oggi il repertorio di fondamenti dell'architettura serba, ovvero balcanica, europea, moderna,
segnata nel tempo da molteplici tortuose condizioni di sviluppo e definita da grandi talenti individuali e da specifici sogni kolektivi. Na oltaru modernog danas se izlaže repertoar temelja arhitekture, srpske, odnosno balkanske, evropske, moderne arhitekture, obeležene kroz vreme višestrukim krivudavim razvojnim okolnostima, a određene velikim pojedinačnim talentima i konkretnim kolektivnim zamislima. Molim vas jedan aplauz za naše pojedinačne velike talente. Hvala najljepše.